le devo fare conoscere ancora una volta, perché qualche tempo fa lo ha incontrato il signor Pippo Baudo. I due Lui c'è, di perché non persona poteva fisica? mancare, sì. Cioè nel senso che è qui col corpo? Sì. Con che cosa lo voleva? Solo con l'anima? Ma per davvero? Diciamo che lui ha una grande anima, però è qui anche col corpo. Dove mi metto? Si metta lì. Lei mi ci presenta? Lei lo vuole presentare? Lei no, lo presenta lei. Lo presento io, va bene. Io sto qua. Sì. In pieno orgasmo, No. messo così. Orgoglio. Orgoglio, sono un grande orgoglione. No, lei per lo sa. cortesia, per favore, ci sono Io anche mi dei metto qua. giornalisti qui. Io mi metto qua. Basta. Lei lo fa entrare, Sì. appena lui entra, poi quando dice lei, Sì. solo quando lo dirà Ma lei. che c'entra? Quello è giù Cascasella, solo quando lo dico io. Che c'entra? Ma perché avevo diritto solo sta frase? No, scusa. però insomma è una sorta Io sto di parlando con lei, copyright il suo. solo quando lo dirà lei Sì. me lo presenterà. Perfetto. Io sto qua fermo. Buono. Buono. Calmo. È pronto? Sì? Lei è pronto? Io sono pronto. Ma è sicuro Ido originale? Ma certo che lui è originale, è lui che ha inventato, l'ho detto, insieme con Domenico Tempio e col nostro editore Mario Ciancio, il festival, lo ha condotto per 5 anni, dal 1980, e ovviamente, così come abbiamo fatto con la nostra sigla, ripartiamo anche stasera da Pippo Baudo! Pippo Baudo al 10° Festival della nuova canzone siciliana. Ciao Pippo! Grazie, buonasera. Grazie. Grazie a te Pippo. Grazie, buonasera, grazie. So grazie. che non volevi mancare a questo appuntamento, ma che hai fatto veramente sacrifici per arrivare qui, perché continua Domenica In. Ma mi piace vedere questo gran teatro. Non sei cresciuto, ma ti sei ingrandito. Meno male, insomma, da qualche parte bisognava pure svilupparsi. Scusi, c'è un signore, che cosa vuole? Io l'ho vista dietro le quinte, non so lei chi sia, che cosa faccia, ma comunque fa schifo. Hai visto? Abbiamo cominciato benissimo, Io Non vorrei, non mi aspettavo. non vorrei essere tentato ad esprimere altri giudizi, perché non ho mai visto un tentativo di malagrazia, di malcostume, di uno vestito che è una più corta, una più lunga. Che cosa, come è combinato? No, lei? siccome Come è nato lei? Mi manca il fiato dall'emozione. Era quello che mi volevo sentire dire da lei. Sì. Lui ci sperava, Non ci stasera speravo, di essere veramente. accolto così, ci sperava. Però, malgrado tutto, siccome io conosco le sue gesta, conosco la simpatia che riscuote presso il pubblico, vasto pubblico, non solo siciliano, ma in tutto il mondo, io non posso venir meno a una mia esigenza di esprimere il mio gradimento nei suoi confronti. Ah, grazie. Lei è simpatico. Grazie. Se lo dice grazie. Pippo Grazie. Baudo. Grazie. Venga, si avvicini, Io- stringetevi la mano. Io non vorrei. Scusi, Lei è simpatico. Scusi, Dica, dica, dica. Scusi, ci passo davanti un attimo. Ma questo non avrebbe dovuto farlo, però. A me non mi pare Ido che sono. Ma come? Non mi pare Ma l'originale. come? Ma che sta dicendo? Vede che è alto Che quanto cos'è? Pippo Che Baudo. No, niente. Che cos'è? No, cose che da di noi. Non mi faccia fare- Lei sorride al pubblico che Ido ci fa l'applauso. Senta, Non io- mi faccia fare brutta Volevo figura. parlare con lui un attimo. Guardi Io, che Pippo Baudo- io l'ho sopportato, appunto, dedicando a lei qualche espressione positiva. Adesso non esageri. No, ma che ci sto Che dicendo? cosa sta dicendo No, all'illustre mio collega? Grazie, maestro. Che cosa sta dicendo? No, sta dicendo che. Lo dica forte, che cosa sta dicendo? Che a lei non mi pare lei. Lei non Diciamo, mi pare allora, rimettiamoci lì Scusi, non e vorrei- chiariamo questa vicenda, perché altrimenti non ne usciamo più. Lui è il signor Pippo Baudo. Ma non lo so, io. Ma lei non è il signor Litterio? Scalisi, Scalisi? do paese. Nato nel giorno dell'anno domisi. È carina questa cosa qui. Insomma, Lei- cosa è fatta così, abito al paese in una traversa della strada In principale. quale paese? In quale paese? Un paese. Cioè, il paese non ha un nome, sì, il paese. No, si chiama il paese. il paese. Si chiama il E paese. il paese limitrofo, quello accanto, come si chiama? Il limitrofo. Paese vicino. Paese vicino, giustamente. Io abito in via del terremoto. Sì? Bene. Che numero? Se tu rubavo magari a casa che cerca un numero. Ma io perché gli faccio queste domande? Perché, Pippo? Perché? Scusami, Sì. ma lui è cosciente che stasera
è in una diversa dimensione. Secondo me no, non l'ho che ancora qui, capito. c'è uno spettacolo diverso, uno spettacolo di musica, uno spettacolo che ha una sua tradizione, che ha una sua storia, che ha una giuria, che ha dei cantanti, che ha un'orchestra. Lei si rende conto che è al centro di una combinazione artistica di questo livello, lo capisce o no? Se lei mi vuole fare emozionare non ci riesce, va bene? Non ci riesce. Ormai è una sfida, eh. Io Vabbè, volevo dire, se sì. lui è per davvero lui, perché siete tutti convinti che è lui? Certo. Ma Come sono no? convinto. Ha sentito l'applauso, è stato un applauso forte, convinto quando lo abbiamo chiamato. No, perché io ci volevo chiedere. Avanti. Ecco, faccio una domanda e poi proseguiamo. Ha qualche supplica? No, io per essere sicuro che lei è lei, come dice lui, Sì. basta che mi dica come si fa. Cioè lei mi pone Perché il vero Pippo Ba lo sa. Lei mi pone praticamente un quiz. A Badiedda è sotto o sopra un buco? No, questa è un'espressione che non capisco. Hai visto che non è lui? No, veramente mi ha accolto come Abbadiede. Che significa Abbadiede? Abadiede è un quartiere di Catania che è in via Etnea. E sì. io le sto dicendo, è sotto o Ma sopra? lei parlava di pasta con la mollica, che c'entra Ah, basta l'Abbadiede? Andiamo sul... È preparato sulla pasta camudica? Come? Preparatissimo. Quanti tipi di aranci ci sono? Avanti. Nella pasta Così con la Pippo Ba sa lei la vuole tutto. con le sarde o senza sarde? Con le sarde. Già ho detto l'ingrediente indispensabile. Con le sarde. Ma poi la mollica deve essere abbrustolita bene. Esatto. Allora, forse E che poi deve comincia a essere essere lui. grattata bene. Bravo. E poi deve essere mantecata bene con gli spaghetti. Scusi un attimo, scusi un attimo. Che significa mantecata? Amalgamata. Va bene, va bene. Mischiata bene Beh, no, insieme. sì, amalgamata. giusto. Capisce? Perfetto, perfetto. E viene un sapore squisito. Squisito. È una pasta dei poveri, Eh. tutto sommato, perché non è che ci sono ingredienti molto costosi. Certo. Basta un po' di spaghetti, la mollica che è il pane raffermo. Raffermo, esatto. Pasta dei poveri, quindi lei non sa mangia mai. No, l'ho mangiata anch'io. Va bene. Signor Litterio, No, ci vediamo. L'ho mangiata anch'io. A Militello si mangiava la pasta con la mollica quando ero ragazzo e poi la sera sulla pasta che rimaneva a mezzogiorno ci si metteva l'uovo sbattuto sopra e come fritto e veniva una cosa ottima, per cui la pasta si consumava per una settimana. Io ci volevo dire che lei, signor Pippo Ba, perché io scherzavo, non so perché io so fingere bene. Udo. Come Udo? Udo? Su scherzavo. Baudo, c'è detto Baudo, vabbè fa niente. Io le volevo stringere la mano e dire che lei è l'orgoglio della Sicilia. Ma che piacere, grazie. Grazie Ha Litterio, detto finalmente grazie. una cosa buona, una cosa giusta. Che faccio, signor Grazie, Rosa? ci vediamo dopo. Ci Signor vediamo dopo. Litterio Scalisi, grazie. Che c'è? Allora Pippo, no. Dove va? Allora va dall'altra parte, si prepara, poi torna. Dove vai in garage? Va in garage, come dici sempre tu. Allora Pippo, io ho detto che nel 1980 non era facile pensare ad un festival della canzone siciliana. Allora le emittenti private, come si chiamavano una volta, cominciavano a muovere i primi passi e Antenna Sicilia fu subito, come dire, all'avanguardia. Da noi c'erano delle buone emittenti Assolutamente. private, ma poi Mario Ciancio ebbe l'idea di creare appunto Antenna Sicilia e l'abbiamo fatta con grande amore. Era il 16 giugno del 79, quest'anno Benissimo, festeggeremo 30 anni e non a caso ripartiamo con il festival. Perché a una certa età si festeggia sempre qualcosa che è passato, chissà perché. Sarebbe bello, dice domani, dopodomani, tra 10 anni faremo. Vabbè, comunque ebbe l'idea insomma di fare questa Antenna Sicilia, l'abbiamo fatta, e poi si pensò di fare un festival. Io per mia fissazione sono molto legato ai festival, lo so, vabbè. È un fatto mio di DNA. Di quello di quest'anno magari parleremo dopo. Però mi piaceva fare perché la Sicilia ha una sua musica particolare, dei timbri musicali particolari, delle voci particolari. Poi ho avuto anche ragione perché da allora c'è stato tutto un fiorire di cantanti siciliani, Sì, insomma. Parlando con un tuo collega di là dicevo ma pensate questa Sicilia quanti artisti ha? Artisti grandi, direttori d'orchestra, cantanti, Battiato, le Consoli e gli attori, Ficarra e Piccone, eccetera. Quanta gente ha, quanti cantanti. Se avessimo uomini politici bravi come gli attori che abbiamo sarebbe una fortuna tremenda per l'Italia. Sarebbe una cosa bellissima. Non si può avere tutto, non si può avere tutto. Vabbè, che purtroppo con le risate non si campa. Lo so. Allora, però si sdrammatizza almeno. Sì. Allora abbiamo avuto l'idea di fare questo festival. È partito subito benissimo È vero. perché le canzoni erano molto belle. Lo studio era
non so se hai fatto vedere qualche immagine, Adesso era le piccolissimo. mostriamo ancora. E io devo rivolgere un pensiero a un grande pittore siciliano che è Francesco Contraffatto, Che realizzava le scenografie in maniera che impeccabile. fece in una camera e cucina, fece una scenografia eccezionale. Noi non avevamo profondità, non c'era. Ecco, lei che era al telefono si Se lo ricorda ricorda. tutto benissimo. Io li vedo tutti quanti bene, vi vedo con grande piacere, veramente. Beh, abbiamo 30 anni e non li dimostriamo, per dire, 30 anni di attività. Allora, andiamoli a rivedere quei festival. Perché... Tutti? No, tutti. Guido Pistone ha fatto un pot-pourri di alcuni momenti importanti. Guardate com'era questo signore nel 1980, 81, 82, 83 e soprattutto com'erano alcuni grandi artisti, perché tu non ci hai fatto mancare nulla. Sono Hai venuti portato tutti. il meglio della musica nazionale e internazionale al Festival della Nuova Canzone Siciliana. Guido Pistone, vediamo un baudo dannata. Eccolo. 15 puntate, 9 canzoni, un sacco di premio per tutti voi, per tutti coloro i quali seguono Antenna Sicilia, un brindisi quindi al successo di questa iniziativa che ha i colori e il colore e l'amore della Sicilia. Voilà! Eccola qui la scenografia del nostro pittore Francesco Contraffatto, eccola qui la bellissima scenografia che sa tanto della nostra terra, che odora dei nostri limoni, delle nostre arance, dei nostri confini, della nostra terra. Abbiamo l'orchestra diretta da quel gran talento che è il maestro Nino Lombardo. Yes, I'm on television, and you're on television too. Dove sta dicendo che in Sicilia è in televisione? It's your first time. Ho detto che lei, che anche lei sta in televisione. Sta vedendo Antenna Sicilia, Telesicilia? No, 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 è troppo, è troppo. Devo dire una cosa, questo Claudio Silla abita a Rocca di Papa, a 2 passi da Roma, dice io devo fare un programma in Sicilia, prendo un aereo e arrivo come gli altri. No, lui ha preso la motocicletta e è venuto in motocicletta. Voilà. Franco Faro, prima di andare a che arma hai scelto? Che cosa? Non lo so, Migliavacca. No, che arma? Servizio militare, Migliavacca, che sei? Arma, benissimo, i granati. Granatiere. Caro Salvatore, io ho saputo delle cose, guarda che bellino, vedete che... Salvatore, ho saputo delle cose molto importanti. Sì. Lei cerca moglie. È vero? Ma che gliel'ha detto? Un'altra rossa. Queste qui, queste 3, queste 4 dove mettiamo? Rosse o nere? Rosse? Sì. Siamo italiani, non ci mettiamo d'accordo su niente. Eh? Lo dica. Offromi. Lo dica apertamente, via. Sei fidanzato? No, eh? Ma c'è qualche ragazzetta a scuola che ti piace? No? Ti piaccio io? Lei è di origine siciliana, sapete che è di origine siciliana, lo sapete? Mezza. Calabrese e siciliana. C'è il pubblico che sa tutto. Le mie canzoni, facciamolo insieme. Hanno già chiesto una certa Margherita. Allora, vedi, queste qui sono le sponde, si chiamano, del carretto, e qui c'è la storia dei paladini di Francia, l'opera dei pupi. Sì. Questo non la conosce, l'opera dei pupi. Conosci i pupi, ma l'opera no? No. No, vabbè. Allora, ho visto i titoli di testa. E i titoli di testa iniziavano appunto con una scritta magica, 4º festival della canzone siciliana. Ho pensato, guarda un po', sono passati già 4 anni e sembra ieri mattina quando abbiamo dato il via a questa manifestazione che ci riempie veramente di legittimo orgoglio. La canzone adesso con la quale tu partecipi al festival di Saint-Vincent, sì. Come s'appelle la chanson di Saint-Vincent? Sandra. Sandra, un altro nome di donna dopo Lisa, Speriamo che porti bene fortuna. come Lisa. Sandra! Sandra bruci l'ultimo sorriso, ma Vincenzo non verrà. Na, 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 na. Noi dobbiamo essere imparziali, però dobbiamo dire la verità. Questa ragazza, questa bambina, questa vecchia, che devo dire? Questa ha delle doti musicali straordinarie. Ma dove siete stati? A Mascalucia, San Giovanni Calemmo. Abbiamo trovato una manifestazione. Dove siete stati? Passaredo. All'estero. Voilà. Mi sono anche bagnato, sono anche fortunato. Benissimo, benissimo. Grazie a Guido Pistone e a Giovanni Nicolosi che hanno realizzato questo montaggio
Quali emozioni hai adesso dopo aver rivisto queste immagini che sembrano lontane, ma che poi in definitiva... Ma innanzitutto ti una appartengono cosa sempre? che insomma, questi cantanti, queste attrici da Parigi, cioè, venivano qui venivano con grande gioia, cioè erano all'apice della loro carriera, quindi volendo potevano anche farsi pregare molto, insomma, anche pretendere qualcosa, invece lo facevano con grande spontaneità, con grande partecipazione. E poi, visto a distanza, perché con la memoria tutto si ingigantisce e diventa bello, però vedendo queste immagini, vedendo i colori, era una bella televisione. Assolutamente era sì. una televisione Regia di Romano Bernardi, con l'assistenza sempre del nostro Guido Pistone. È vero, è vero. Era è vero. bella, luminosa. Il maestro Nino Lombardo, adesso c'è il nostro Pepperezzo. No? Ecco, vabbè. Senti, ma ti ricordi i cantanti? Che erano diventati proprio delle star, dei big. Li rivedremo nel corso di queste 20 puntate perché verranno a ricantare quelle stesse canzoni. Partiremo dall'Ampex, dalla registrazione di allora, e poi canteremo dal vivo questa loro canzone che ha fatto epoca sicuramente. Quindi erano diventati veramente popolarissimi. No, facevano le serate, andavano sì. in giro perché avevano molta popolarità. Sì, è vero. Senti, ce n'era uno che ha vinto il festival 7 volte come autore, ha partecipato tante altre volte e purtroppo poi è scomparso nel 1998. Grande artista, un uomo al quale ero particolarmente legato perché poi ho presentato insieme con Pippo Pattavina l'ultima edizione del festival, quella del 91. Dopo di te c'è stato anche Pino Caruso, che salutiamo, e poi per 3 anni Pippo Pattavina. Facciamo loro un applauso, verranno nelle prossime puntate. E questo grande cantante, simpatico, veramente una persona allegra, un grande uomo, un grande artista, grande musicista, è un grande autore, si chiamava Stefano Biondi. Rivediamolo nel 1983 con una canzone che molti di voi ricorderanno ancora, che si intitolava Cocciu d'acqua. Stefano Biondi, a te Allora, ovunque ti trovi questo ricordo. Biondi canta Stefano Biondi.